Amici di Red Guest, ben ritrovati. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Cividale del Friuli, Giuseppe Ruolo. Un bel ritorno, Giuseppe, ben ritrovato. Grazie mille Igor, ben ritrovato anche a te e grazie per l'invito. Con Giuseppe ci conosciamo da diversi anni, soprattutto grazie alla festa dello sport che finalmente ritorna dopo 2 anni di stop. Quindi subito la prima domanda. Le fatiche, le difficoltà a far ripartire una macchina così grande, così complessa, perché non è un evento da poco e come sappiamo ormai gli eventi grossi che si fermano dopo 2 anni non è sempre facile farli ripartire. Quali sono state le difficoltà quindi? Sì, tutti gli eventi, diciamo così, dopo questo periodo di pandemia hanno fatto difficoltà a ripartire perché poi si sta tanto a costruire, diciamo così, e poi un attimo a perdere tutto, no? E diciamo che ovviamente la fatica più grossa è quella ovviamente sempre di rimettere vicino un po' tutti gli attori che si erano coinvolti negli anni addietro con le varie edizioni, però in questo caso devo essere sincero, trattandosi di associazioni sportive che sono state, diciamo così, tra quelle che hanno pagato di più la pandemia, al di là ovviamente delle varie attività commerciali e attività produttive, però in ambito sociale le associazioni sportive sono state ferme tanto, quindi devo dire la verità, sono bastate un paio di riunioni per riuscire a riaccendere l'entusiasmo e a ripartire con la macchina organizzativa. Beh, questo sicuramente ti fa onore perché vuol dire che avete lavorato molto bene anche con le relazioni nelle passate edizioni. Le novità invece per il ritorno, quindi nel 2022, domenica prossima, quindi 18 di settembre, il ritorno alla festa dello sport a Cividale. Le novità quali sono? Beh, diciamo che oramai quello che avevamo fino al 2019 era un format abbastanza consolidato e che attirava parecchie persone in città, tanti visitatori, tanti curiosi che venivano a fare delle prove, quindi abbiamo deciso intanto di lasciare questo tipo di format. Ci sarà solo un'area dedicata ai bimbi, diciamo così, in Foro Giulio Cesare ci sarà una sorta di Kinder Park con dei gonfiabili e per il resto all'interno delle varie piazze, dalla piazza delle Poste per arrivare in piazza Duomo fino in piazza Paolo Diacono, diciamo che è rimasta invariata la logistica della manifestazione. Molto bene, ora ti chiedo quali sono stati invece i feedback da parte delle associazioni, quindi la collaborazione, perché non sono poche le associazioni sportive che fanno parte e animano la festa dello sport. La collaborazione, i feedback che hai trovato dopo 2 anni, quali sono stati? Ma guarda, a partire dalla coordinatrice, che è sempre Lorena, e devo dire la verità che si sono messe tutte a disposizione. Io dico sempre, sono molto fortunato a fare l'assessore allo sport nel comune di Cividale del Friuli, perché c'è per la stragrande maggioranza uno spirito sportivo, ecco, chiamiamolo così come dice il nostro logo, da parte di tutte le associazioni, che al di là dell'importante compito sociale e sportivo, ovviamente anche agonistico in diversi casi, che svolgono sul territorio, danno sempre quel qualcosina in più anche per la città. Beh, devo dire che la collaborazione di Lorena è stata impeccabile anche per quanto mi riguarda, perché noi saremo in piazza Paolo Diacono, così colgo l'occasione con la nostra radio per le interviste a tutte le associazioni e ovviamente nelle ultime 2 o 3 settimane ci siamo sentiti quasi ogni giorno e lei precisa, insomma, a darci tutto il sostegno disponibile. Ora usciamo un po' dalla festa dello sport, in quanto l'amministrazione ha a che fare con tanti eventi sportivi anche durante l'anno, il basket, il calcio. Ecco, ci racconti un po' di novità in questo senso, visto che... Sì, diciamo che andando un po' controcorrente nel periodo di pandemia, quando magari tanti erano in difficoltà e chiudevano, noi abbiamo rilanciato
abbiamo sposato un progetto che è quella della Web Gesteco, certo, che nel giro di 2 anni, come tutti penso oramai ben sappiano, soprattutto in provincia di Udine, ha raggiunto questo importante traguardo storico portando Cividale in Serie A2. È stata, diciamo così, una piacevole conferma di quanto c'era stato presentato. Ovviamente tutto questo nasce in periodo di pandemia, quindi ci sono state diverse difficoltà, no? Perché quando una realtà nasce da zero e quando è tutto chiuso, quando non si può andare al palazzetto, ha avuto le sue difficoltà, però diciamo che i frutti si sono visti subito. E poi l'anno scorso il tutto è stato condito anche da una promozione storica del calcio con la Forum Iuli, che ha raggiunto un traguardo storico, quello di approdare in eccellenza. Ora starà a queste 2 realtà riconfermarsi in questa stagione, ma comunque sia sono stati dei momenti belli da vivere, con tanto entusiasmo, che hanno coinvolto tante persone, e questo ovviamente fa enormemente piacere, perché comunque lo sport ha anche questo forte potere di unire le persone e di aggregarle. Dopo il Covid sicuramente è stata, diciamo così, una delle cose più importanti, rivedere tanta gente insieme, festeggiare, condividere una passione. Però permettimi che questi sono stati 2 risultati clamorosi, diciamo così, quelli che sono stati evidenziati, che sono andate sui giornali. Però il risultato importante che mi piace sottolineare è che tutte le nostre realtà sportive sono ripartite. Molti non si sono neanche fermati durante il periodo di pandemia, perché ovviamente le regole glielo permettevano, chiaro, di poter continuare, hanno stretto i denti, e quindi questo, secondo me, è l'essere riusciti per tutte le realtà sportive a completare la scorsa stagione senza mai interrompere. Penso che sia stato il risultato più bello per me come amministratore. Molto bene, possiamo dire che Cividale del Friuli ha uno spirito sportivo a 360 gradi per 12 mesi l'anno, quindi, e noi ti facciamo i nostri migliori auguri. Per quanto ci riguarda, ci vediamo domenica. Buon lavoro non solo per la festa dello sport, ma anche per il tuo ruolo da amministratore. Grazie ancora Giuseppe Ruolo, ricordo assessore allo sport Comune di Cividale. Grazie a te Igor, e buon lavoro anche a te, soprattutto per domenica.